Nella Marca, Matteo Renzi si concentra sulle imprese. La tappa trevigiana del tour in treno in giro per l'Italia del segretario PD è stata incentrata sulla visita alla Texa, multinazionale tascabile di Monastier specializzata in sistemi di diagnostica per motori e dispositivi per il settore auto. Il leader Dem ha voluto così mantenere la promessa dopo che alla precedente venuta nella Marca un anno fa da Presidente del Consiglio aveva annullato all'ultimo l'appuntamento in azienda a causa del ritardo accumulato dal suo volo aereo. Davanti alla stazione ferroviaria di Treviso alcuni soci delle ex banche popolari venete hanno manifestato le difficoltà dei piccoli risparmiatori azzerati, un messaggio che Renzi e i vertici del partito non potranno ignorare. Accompagnato dal fondatore e presidente Bruno Vianello, il segretario del Partito Democratico ha visitato la sede Texa, i reparti produttivi, i laboratori dove vengono sperimentati nuovi apparecchi. Texa destina il 15% del suo bilancio alla ricerca e sviluppo, le aree relax per i lavoratori, il giardino pensile. Ha scherzato con alcuni allievi dell'Istituto Professionale di San Stino di Livenza che stavano partecipando ad uno dei tanti corsi organizzati dall'impresa per docenti e studenti. Si è informato sui mercati di riferimento, sulle prospettive future, soprattutto sulle necessità per un'ulteriore crescita. Ecco la risposta di Bruno Vianello, presidente di Texa. Un occhio riguardo per le aziende, le meno tasse, una giustizia che funzioni, delle scuole adatte al futuro, perché anche le scuole e le università devono guardare al futuro e quello che servirà nel futuro, no? Insegnare ai ragazzi le cose del passato che non serviranno più. Io da quando faccio l'imprenditore cerco di arrangiarmi, perché ho capito che non è che la politica poi sia proprio così vicino a noi imprenditori, ci dia una mano, eccetera. No, non sono come i cinesi, la politica ai cinesi dà veramente una mano alle fabbriche cinesi per andare nel mondo e fare questa nuova guerra, diciamo, che è la guerra dei prodotti. Il nostro governo, ma anche i governi dell'Europa non è che abbiano proprio questa lungimiranza. Ecco, questo è una cosa che si dovrebbe cambiare, quindi non solo i cambiamenti nelle industrie 4.0, ci vorrebbe anche una politica 4.0. Ecco. L'ex primo ministro, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ha chiesto a Vianello dove pensa sarà la sua azienda tra 10 anni. Mi vedo vicino alle tecnologie che ci saranno fra 10 anni, che devo costruire adesso, perché un'azienda non è che le cose le faccia in 5 minuti, ha bisogno di anni davanti per fare le cose fatte bene, quindi adesso stiamo lavorando per quello che ci sarà fra 10 anni. Ecco. Stiamo investendo su dei nuovi prodotti per la mobilità, quindi su un rivoluzionario motore elettrico, perché fra 10 anni ci saranno più macchine elettriche per le strade che macchine a combustione interna. Quindi noi pensiamo che il motore elettrico sarà uno delle cose principali, ecco, e noi vogliamo diventare un ottimo costruttore di motori elettrici. Abbiamo delle idee, abbiamo dei brevetti e delle cose rivoluzionarie da mettere in campo. Con Renzi tutto lo Stato Maggiore del PD Veneto, a partire dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Ma la prima cosa è rinnovare, cosa che faremo, tutti gli incentivi legati a Industria 4.0 che hanno avuto un effetto molto positivo per il rinnovamento tecnologico delle imprese. La seconda cosa è sgravi fiscali in maniera tale che ci possano essere assunzioni prevalentemente dei giovani, e terzo un contesto anche urbano di recupero delle nostre periferie in maniera tale che l'insediamento industriale sia in un contesto positivo. Su queste tre cose il governo è impegnato e i risultati cominciano a vedersi, perché cresce il PIL, cresce anche l'occupazione. Bisogna continuare in questa strada. E poi i parlamentari Ettore Rosato, Laura Puppato, Simonetta Rubinato, Sara Moretto, i consiglieri regionali Alessandra Moretti e Andrea Zanoni, il prefetto di Treviso Laura Lega. Per Rubinato i vertici del PD devono saper cogliere meglio le istanze del Veneto. C'è un'attenzione e si è compreso, però non si è compreso fino in fondo il sentiment. Fanno fatica a capirlo da altre regioni, lui è toscano Matteo, no? Quindi il compito di rappresentare il sentiment della società veneta spetta al Partito Democratico del Veneto e, come hanno certificato, anche ha certificato l'ultimo referendum, da queste parti si chiede di avere
più autonomia, nel senso di più libertà e responsabilità nel fare intrapresa, nel poter trattenere le risorse sul territorio per i bisogni che questo territorio ha per reggere la sfida competitiva, per non tanto abbassare la pressione fiscale, ma che ci sia un federalismo fiscale che consente di amministrare meglio le risorse che imprese e cittadini danno allo Stato. Presenti anche vari sindaci della zona guidati da Giovanni Manildo, primo cittadino di Treviso. Mi è piaciuta la dimensione dell'ascolto. Bruno Vianello e la Texas sono un'azienda incredibile, all'avanguardia, e bisogna cercare proprio di sostenere aziende di questo tipo, e mi pare che l'approccio sia stato quello giusto. E un'altra cosa di questo incontro che mi piace è che Renzi ha mantenuto la parola, dove era saltato l'incontro un anno fa, ha mantenuto la parola, è venuto e ha toccato con mano una delle realtà più innovative e dinamiche del nostro territorio. Dopo circa un'ora Renzi è ripartito in auto alla volta di Porto Marghera e Mestre, dove salirà in treno per concludere poi la giornata a Padova.